Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario parlando di sanità. Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Veneto i donatori di sangue sono 180.000 per un totale di circa 290.000 donazioni annue, spiega il presidente della regione Luca Zaia. In una giornata come questa, continua il presidente, non possiamo esimerci da una riflessione. Siamo alle porte dell'estate e sappiamo che, soprattutto in questi mesi, le donazioni non sono mai troppe. Rinnovo l'appello che ogni anno viene formulato dalle associazioni di volontari affinché non si interrompano le donazioni di sangue e plasma nel periodo estivo. E rimaniamo in argomento. Sempre in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, anche la società Veritas vuole celebrare questa ricorrenza. Per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione, per tutta la settimana Veritas appunto illumina di rosso la torre piazzometrica dell'acquedotto di Marghera. Cambiamo argomento. Il progetto di restauro dei giardini reali di Venezia ha ricevuto un importante premio, l'European Heritage Europa Nostra Awards, riconosciuto dall'Unione Europea e dalla Federazione Paneuropea Europa. La Fondazione Venice Gardens ha promosso e realizzato il restauro dei giardini reali di Venezia, riaprendoli al pubblico nel dicembre del 2019, in seguito a un complesso intervento del valore di 6 milioni di euro. I giardini reali, un'oasi di tranquillità e bellezza, risalgono al XIX secolo e si trovano vicino a Piazza San Marco su un'area di circa 2 ettari. Passiamo ora allo sport con il calcio. Il Venezia Football Club ha depositato gli adempimenti previsti dalle licenze nazionali per i criteri infrastrutturali, oltre a quelli sportivi e organizzativi, con scadenza 15 giugno. Lo comunica la stessa società lagunare in una nota ufficiale. Il club, prosegue la nota, ringrazia il Comune di Venezia ed in particolare l'Ufficio Sport e l'Ufficio Eventi per la collaborazione e disponibilità dimostrata. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.